Ben ritrovate, ritrovati. Iniziamo oggi l'approfondimento delle agevolazioni fiscali che sono previste nelle dichiarazioni di redditi, ma anche nelle attività che facciamo nel 2021, come recuperare bene la documentazione per trovarci nel 22 a posto, che riguarda appunto, dicevo, la famiglia. Lo faremo in tre momenti diversi. Uno, le spese varie che sostengono una famiglia. Poi faremo un approfondimento nel prossimo incontro sulle spese per i figli e poi andremo ad approfondire il mondo delle spese mediche e spese per disabilità. Oggi vediamo le tante diverse spese che sosteniamo in famiglia e quali sono quelle che il legislatore ha deciso di agevolare. Parto da una semplice, che è l'abbonamento al trasporto pubblico, una detrazione del 19 su una spesa massima di 250 euro per abbonamenti a mezzi pubblici locali, regionali e interregionali, quindi per me, famiglia, ma anche per i familiari eventualmente che posso avere a carico. Il mondo delle spese assicurative, la famiglia stipula premi assicurativi per vita, infortunio, rischio di non autosufficienza. Ecco, tutti questi premi sono agevolati al 19%, vi sono limiti diversi a seconda se faccio una polizza vita, infortunio o rischio di non autosufficienza. Ricordo che non sono agevolabili le spese per malattia. Altro mondo riguarda i contributi previdenziali e assistenziali. E questo non siamo più nel campo delle detrazioni, ma nel campo delle deduzioni. Quindi deduzione significa che io guadagnerò, recupererò in base al mio reddito, quindi con l'aliquota marginale si dice, cioè 23, 43, in base al reddito. Quali sono i contributi che hanno le agevolazioni? I contributi che versano i lavoratori autonomi, agricoli, per il fondo casalinga, il scatto di laurea e questi praticamente nel rapporto con l'INPS, bisogna recuperare i bollettini, i versamenti e la motivazione, sono agevolati in dichiarazione di redditi appunto come deduzione. Un'altra importante deduzione è la previdenza complementare. Le varie persone del nucleo familiare possono iscriversi a fondi contrattuali o a fondi privati, banche, poste, pagare una cifra per costituirsi una pensione integrativa nel futuro, limite di 5.164 euro annui, posso farlo per me o anche per i miei familiari a carico, certo sempre nel limite di 5.164 euro. Una importante altra detrazione che è in vigore da qualche anno è la detrazione del 50% in 5 anni per i contributi versati per il scatto dei periodi non coperti da contribuzione. In questo caso vi invito a passare attraverso il nostro patronato per verificare se avete periodi non coperti da contribuzione e potete pagare avendo un'agevolazione importante sui contributi che andate a versare. Altre agevolazioni sempre per la famiglia riguarda le spese che potrei avere nei contratti per collaboratori domestici. Pensiamo a colf, badanti, babysitter. I contributi che versiamo nel contratto che abbiamo stipulato sono oneri deducibili fino a un massimo di 1.500 euro in ogni dichiarazione di redditi. Altre spese un po' più particolari, l'adozione internazionale, non i versamenti di relazioni liberali per l'adozione a distanza di cui parleremo in un altro momento parlando di relazioni liberali, proprio l'adozione di bimbi a livello internazionale. I costi che la famiglia sostiene per queste adozioni sono deducibili nel limite del 50% delle spese sostenute, quindi con l'aliquota che varia in base al proprio reddito. Le spese funebri rimangono agevolate al 19% su un massimo di 1.500 euro per ciascun decesso e poi altre ultime due agevolazioni per la famiglia sono quella collegata a agevolazioni che possono comportare una riduzione di tasse, riguarda gli assegni di mantenimento all'ex coniuge nel caso di separazione. In base a quanto stabilisce la sentenza, l'assegno che va per il coniuge, non per i figli, ha una deduzione in base al reddito e quindi sempre in dichiarazione di redditi si può portare in base alla sentenza e ai effettivi versamenti effettuati. Ultimo riguarda il credito d'imposta bonus vacanze. Per chi lo scorso anno
ha effettuato il bonus vacanze, ricordo, si doveva fare l'ISE, 40.000 euro, la spesa l'avete fruita, chi l'ha fruita dall'albergo piuttosto che dal centro vacanze, vi è rimasto cosa? Un 20% di quel credito che vi aspettava, questo lo portate in dichiarazione netti. Ricordo in particolare chi non ha potuto lo scorso anno spenderle per ragioni di blocco, eccetera, il legislatore ha prorogato a tutto il 2021 la possibilità di fruire del credito d'imposta, ovviamente se avevate fatto domanda nel corso del 20, altrimenti ecco, non è possibile. Grazie, alla prossima per le altre approfondimenti.